La tragedia di Falco, per quanto riguarda la regione c'è già un... Ma questa è un'autentica tragedia, il 22 agosto 2009, me la ricordo bene, 4 morti, 4 ragazzi morti, e ha lasciato un segno indelebile nella nostra comunità, ma lo lascia nelle loro famiglie, la mia vicinanza va ancora alle loro famiglie, ai loro cari, alle persone che li hanno amati, insomma a tutti coloro che li conoscevano bene, meglio di noi. E qui si apre sempre il solito ragionamento che è quello della sicurezza, no? E di fare appello ai cittadini, e visto e considerato che io sono andato a molti funerali di ragazzi del soccorso alpino, di fare appello ai cittadini di sapere che se si va in montagna non si va con l'infradito, si va attrezzati, in sicurezza, perché si può mettere a repentaglio la propria vita e purtroppo anche quella dei soccorritori, e io non voglio vedere questi fatti. Per noi non cambia nulla rispetto all'autonomia, perché continueremo ad essere un nido di vespe rispetto ai governi. L'ho fatto con il governo di sinistra, l'ho fatto con il governo giallo-verde e lo farò anche con gli altri governi. Tutti mi chiedono: ma l'autonomia quando arriverà? L'autonomia in Veneto verrà. Si ringrazi il fatto che noi abbiamo fatto il referendum, quello che sostenevano inutile. Oggi la forza del Veneto è di aver fatto un referendum, di aver coinvolto 2.328.000 veneti. E quindi questo referendum sarà sempre il tormento di ogni governo, perché noi dobbiamo avere l'autonomia, non possiamo accettare che dopo 14 mesi di governo ci sia un vice premier che ci dice che vuole fare una commissione per valutare la nostra autonomia. È un'offesa nei nostri confronti, è una presa in giro, e la si finisca di dire che è una battaglia contro il nord e contro il sud, che è la secessione dei ricchi o altre boiate del genere, perché basterebbe leggere prima la Costituzione e dopo il nostro progetto per capire che c'è la solidarietà, che c'è l'unitarietà nazionale. E quindi rispondo anche al premier Conte quando dice ieri, con un passaggio veramente che è stato quasi insignificante sull'autonomia, che poteva parlare di più di autonomia, magari fare anche un mea culpa, perché dopo 14 mesi non puoi dire faremo l'autonomia e garantiremo la solidarietà e l'unità nazionale, perché è come dire compreremo un'auto e garantiremo che abbia 4 ruote.